Benvenuti, oggi è lunedì 21 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 19:39. La luna si leva alle 2:39 e cala alle 12:22. Oggi si celebra Sant'Anselmo. Come la maggioranza dei nomi germanici è composto da due elementi: Ans, che significa Dio o divinità, ed elmo, protezione. Il significato può essere interpretato come elmo di Dio. Auguri di una serena Pasquetta a tutti! In Italia il lunedì che segue la domenica di Pasqua è conosciuto come Pasquetta. Questa giornata è chiamata anche lunedì dell'angelo, in ricordo del momento narrato nei Vangeli quando un angelo rivelò a Maria Maddalena e Salomè la risurrezione di Gesù, che trovarono il suo sepolcro sorprendentemente vuoto. Ilaria Capua, virologa di rilievo nazionale ed internazionale, celebra oggi i suoi 59 anni. È diventata particolarmente nota nel 2020 durante l'emergenza Covid-19 grazie al suo impegno e alle sue conoscenze sui virus influenzali. Oltre alla sua attività scientifica ha anche avuto un'esperienza in politica, essendo stata deputata nel Parlamento italiano dal 2013 al 2016 per Scelta Civica, il partito fondato da Mario Monti. Edoardo Leo, attore e regista romano, compie oggi 53 anni. Ha iniziato la sua carriera nello spettacolo nei primi anni 90, debuttando in televisione nel 1995 e al cinema nel 1997. È noto per il suo ruolo in Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, per cui ha vinto un Nastro d'Argento con il cast nel 2016. Leo ha anche esplorato la regia, debuttando con il film 18 anni dopo, nel 2009, ottenendo candidature ai Nastri d'Argento e ai David di Donatello. Lo ricordiamo come protagonista della serie Il clandestino su Rai 1 e quest'anno l'abbiamo trovato al cinema nel film dall'enorme successo Follemente di Paolo Genovese. Matteo Pessina, calciatore italiano, festeggia oggi i suoi 28 anni. Dopo un inizio di carriera travagliato con il fallimento del suo primo club, il Monza, e alcuni prestiti non fruttuosi, Pessina trova il suo spazio in squadre come il Como e lo Spezia. Torna poi all'Atalanta, squadra con cui si distingue anche in Champions League. È stato uno degli eroi della nazionale italiana agli europei nel 2021, segnando 2 gol nel torneo. Secondo la leggenda, narrata da Varrone, Romolo avrebbe fondato la città di Roma il 21 aprile del 753 a.C. La fissazione al 21 aprile si deve a dei calcoli astrologici. Da questa data in poi derivava la cronologia romana, definita infatti ab urbe condita, ovvero dalla fondazione della città. Ma i giorni sui vari pianeti hanno tutti la stessa durata oppure aveva ragione il Piccolo Principe? Aveva ragione lui, infatti pensate che su Venere un giorno, cioè da un'alba alla successiva, ha una durata di 117 giorni terrestri. Inoltre, osservato dalla Terra, Venere appare molto luminoso perché la sua atmosfera è colma di dense nubi di acido solforico che riflettono la luce solare e fanno brillare il pianeta. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. La settimana inizia con un Marte appena entrato in un ruggente leone, mentre la Luna passa in Acquario, si congiunge a Plutone e si oppone proprio a Marte. Cosa succederà sulla ruota zodiacale? Scopriamolo insieme. Ariete, Marte è andato in Leone, il Sole è uscito dai vostri gradi, ma è un'ottima sostituzione proprio perché il vostro pianeta torna in un magnifico trigono, onde per cui riuscirete a sentire più forte l'energia e la vigoria dei pianeti. Intanto anche Mercurio è rientrato nei vostri gradi, quindi usate di più la capacità dialettica Toro. Per voi Toro il Sole è entrato in una maniera un po' complicata, proprio perché oggi tenderà più che altro a rendere un po' nervosi voi Toro, proprio perché è quadrato a Marte, alla Luna e a Plutone.
quindi sarà un sole che porterà un po' di scompiglio. Gemelli, la vostra giornata oggi inizia veramente molto bene, dovete semplicemente tenere conto dei sentimenti e della comunicazione affettiva, proprio perché la Luna entra in trigono e Marte arriva nella casa della comunicazione. Cancro, la vostra giornata oggi prevede l'inizio di una settimana senza il vostro scomodo inquilino Marte che esce dai vostri gradi e finalmente vi lascia più liberi di agire. Peraltro la Luna oggi è abbastanza sognatrice, un po' di nervosismo per l'opposizione con Marte. Leone, Marte è appena entrato nei vostri gradi e quadra proprio al vostro astro che è entrato in Toro, il Sole, e si oppone a Luna e a Plutone, quindi oggi è un po' una giornata tesa, un po' faticosa per voi Leone, che avreste preferito oziare. Vergine, una giornata oggi che prevede tutti i bailam planetari di stare lontano da voi. Oggi avete deciso di passarla in famiglia o comunque in mezzo a delle certezze affettive. Intanto non vedete l'ora di tornare in campo al lavoro. Bilancia, una giornata oggi che prevede uno stupendo trigono della Luna, anche se è opposta a Marte. Questa Luna vi obbligherà a scelte immediate, veloci, dell'ultimo minuto. Non rifiutate a priori un invito, qualcuno potrebbe farvi una sorpresa gradita e gradevole. Scorpione, giornata oggi di Luna e Marte in quadratura e ciliegina sulla torta anche il Sole in opposizione. E beh, entrando in Toro inizia per voi un periodo dell'anno d'opposizione, quindi dovrete semplicemente essere più attenti e bravi nel ricavare l'immagine di voi dal vostro operato rispetto agli altri. Sagittario, una giornata oggi che prevede uno stupendo trigono di Marte e una Luna nella casa della comunicazione. Probabilmente non andrete d'accordo con tutti oggi e potrebbe aver luogo qualche discussione, ma la vostra bonaria tenacia riuscirà a tenere in banco in tutta una serie di situazioni anche un po' complicate. Capricorno, Marte è finalmente uscito dai vostri gradi e anche gli altri pianeti vi lasciano un po' in pace. Il Sole, seppure oggi un po' malaticcio, è entrato comunque in trigono, quindi preparatevi bene perché state proprio costruendo un ennesimo colpo in canna col quale poi stupirete tutti. Acquario, una giornata oggi un po' complessa. Marte è in opposizione e la Luna e Plutone litigano con lui, quindi un po' di tensione planetaria. Oggi fareste bene comunque a parlare poco e a ritirarvi, non avete voglia di stare molto con le altre persone. Pesci, giornata oggi veramente molto dinamica, proprio perché i pianeti sembrano muovervi verso direzioni poderose. Una serie di trigoni vi apre la strada a tutta una serie di faccende che hanno a che fare con la vostra voglia di stare bene in famiglia e con le persone care. Il 21 aprile 1926 nasceva Elisabetta II, regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Elisabetta è anche stata capo del Commonwealth e inoltre governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, comandante in capo delle forze armate, signora dell'isola di Man e Baliva. È salita al trono del Regno Unito all'età di 25 anni, il 6 febbraio 1952. Il suo regno è stato il più lungo di tutta la storia britannica. Oggi parliamo di un termine affascinante entrato nel nostro vocabolario: serendipità. Originario dall'inglese, il termine è stato coniato nel 1754 da Horace Walpole, ispirato da un racconto chiamato I tre principi di Serendip. Ma che cosa significa esattamente? La serendipità descrive il trovare qualcosa di prezioso fortunato mentre si sta cercando qualcos'altro. È quel tipo di fortuna che arriva quando meno te lo aspetti, magari mentre la si sta cercando da tutt'altra parte. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Vi portiamo nel mondo di Norman Parkinson, un'icona della fotografia che ha lavorato con passione dagli anni 30 fino al 1990. Ma chi era veramente quest'uomo?
Era un personaggio davvero unico, un fotografo di moda e ritrattista della casa reale inglese. Alto quasi 2 metri, sempre impeccabilmente vestito con un tocco da dandy. Nonostante il successo e il riconoscimento, non si sentiva mai veramente all'altezza delle aspettative. Nella sua vita e nel suo lavoro dominano i contrasti, l'eccentricità e l'apparenza esterna contro la battaglia interna con la fragilità personale. Ci salutiamo con la frase del giorno. Sono convinto che anche nell'ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino. Ascoltiamo il buon Giacomo Leopardi ed accogliamo questo nuovo giorno con voglia di fare, di conoscere e anche di cambiare. Buona Pasquetta, ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.